Prima che succede il casino, fermi, metti continuo, se Christian vedi il menù è finita. Ma oggi lo zio Carrisato mi ha fatto un po' più Final Fantasy. Madonna mia. Perché? Ogni boss fight che farti va la cazzina. Sì, lo Vabbè, fanno Caos proprio per bene. è qua, me lo sento. Io là, non è qui, andiamo avanti. Tu sei lì, non è qui, andiamo avanti. Beh, non ce la faccio. Io non ce la posso Ok, fare. eccoti qua, Christian, ti avevo mandato adesso il messaggio. Ciao Ho fatto Christian. tutto, così ci mettiamo qui con calma, per bene. Allora, facciamo un attimo il check perché dovrebbe essersi preso tutto. Buon salve a lei. Buon salvissimo. Allora, un attimo che imposto lo schermo. Tu con chi fai Allora, l'amore? devo settare da qua. Domani. Chissà. Tu con chi fai l'amore? Ecco qua. Allora, Gianmarco, Christian ci ha chiesto come siamo. Immagini acchiappate. Siamo stati un po' impegnati su 4 giorni che non facciamo live, perché tra un casinetto e un altro ci siamo presi un attimino di pausa. Sì, abbiamo avuto un po' di questioni da risolvere. Io ho fatto l'upgrade ventilatorifico oggi. Come è andato? Sì, bellissimo quel coso. Però mo c'è il fatto che quando accendo la luce col pulsante si spegne. Ma devi entrare pure tu in questo loop. Sì. Tu Christian, infatti, stai tu come facendo stai, cose. bello? Stai facendo cose. Ti ho detto, t'ho provato a mandare un messaggio che ricordavo darlo, però ho detto, fammi- The mask was the key. C'è qualcosa con l'audio che non va, lo zio. Ma è troppo alto, semplicemente questo. Che l'ho sparato al massimo. Christian, tu vedi e senti tutto tranquillamente, giusto? Se ci sono problemi, avverti. Allora, credo di poter dire tranquillamente, pure per ritornare, ecco, in argomento. Ok, grazie Christian. Al momento di quello che ho visto di Firebreak non sembrano esserci documenti extra su altro. Semplicemente un entra nel mondo di Control e Diversity e lo fa bene. Lo fa dannatamente bene. Questa è la scena che abbiamo visto l'altra volta. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match questa è la cutscene che abbiamo visto l'altra volta. But the hero can break through, save her family. In questo tempo ti è venuta qualche domanda, ti è venuto qualcosa? Dici, tanto il tempo che usciamo comunque. Yes, whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. We have in the horror story. I was closer now. Dobbiamo ritornare a casa. But there was no time Il film to lose. l'abbiamo visto Everything l'altra was volta. hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could Allora, stop vediamo se Scratch, riusciamo get the manuscript, fix in its qualche ending. modo ad ottenere qualcosa di nuovo. Allora, noi adesso dobbiamo tornare semplicemente indietro. Ah no, fine parte. Ok, per ora non ha domande. Ok. Eravamo arrivati alla fine parte l'altra volta. Sì. Ho preso un attimo i save in un altro modo, che ne uscimmo e ci vedemmo il film e poi provammo a no, staccammo dopo il film, quindi giustamente il caricamento il salvataggio si è fatto qui, è vero. Allora. Eccoci qua. No, però adesso ho un sogno bagnato che vorrei prima o poi realizzare. Ok? Io spero che un giorno, così, sulla Switch 2, qualcuno 2, io prendo la cartuccia, me la metto in tasca, no? Vado da qualche parte, c'ho voglia di... e mi metto a giocare. Christian, faccio bene o faccio male? Sogno particolare. Se tu sei lì in spiaggia, c'è quella mezz'oretta di relax, ma non vuoi sparare un po' a qualche entità cattiva? Il signore mi ha lasciato ancora nella suspense con la domanda riguardo al film. Fammela adesso e che ti dico la verità. Ho sentito pure il vocale, forse non c'ho sicurezza di questo.
Però non mi ricordo, Cristian, veramente, fammela adesso la Facci domanda che stai prima che mangiare usciamo. È un periodo molto difficile della storia umana per me questo. Dimmi tutto prima che partiamo, rispondo a tutte le domande. Per questo ti avevo chiesto se prima si può qualcosa. rispondere. Se si può rispondere. Che poi se no uno dice, ma Però avete come detto dice Casey, non ci sono finali belli, finali non è buoni. mai stato in un centro massaggi cinese, Anche questo è vero. altrimenti l'avrebbe visto. Fallo e ti rispondo. Forse. Io già l'ho detto a Gianmarco, sto lavorando ad alcune cosine, mi sto permettendo di prepararti una piccola sorpresina per Una te. Kix. Una chicchetta. Erano due. Prego, Vai, vai. Cristian. Tanto vai, già sappiamo che la qualità vai. delle domande che ci fai tu, Cristian, è troppo alta e non avrai risposta, però quello è un dettaglio. Un piccolissimo dettagliolo. Era come la Chaos. Sbagliato. Chaos. Dato gioco. Vai, Cristian, non ti no. preoccupare, se no non Scrivi un possiamo attimo, andare vai. avanti. Non ti Ecco, ne preoccupare. approfittiamo in live, anche a pro di altre cose, tanto nessuno ci mette free. No. Vai tranquillissimo. Se andiamo avanti e trovi cose che non capisci adesso, poi dopo non capisci le altre cose, di conseguenza non capisci le altre cose, di conseguenza non capisci le altre cose. Cioè, c'è ancora un bel po' da fare, Cristiano. Aiuta. Se no, se fai prima e stai dal telefono, ce le vuoi mandare in privato e le leggiamo, se sei più veloce rispetto alla tastiera, non faccio. Dici tu come preferisci. Come ti trovi meglio. Allora, aspetta. Sì, faccio così. Ok, vai, così Vai, scrivi a modo vai tuo, così così. è più veloce. Vai Chris. così, vai tranquillo. E vai senza pensiero. Tanto ricorda sempre una cosa mentre scrivi. Noi l'abbiamo già finito. Quindi tranquillamente che ci mettiamo 10 ore o ce ne mettiamo 20, a noi non ci interessa. Quindi vai tranquillo. Vai super tranquillo. E mo devi sapere soprattutto, Cristian, da tenere a mente che tu ormai stai arrivando al punto di avere la nostra conoscenza. Quindi se tu fai qualche domanda e cacchio che manca noi sappiamo la risposta. Anche questo è vero. Scusami il napoletano. Per di più, ti ho detto, una volta finito questo, al momento più. Sì. Quindi che pure ci mettiamo una mezz'ora e parliamo solo di questo e non andiamo avanti nel gioco, ma andiamo avanti la prossima volta. Non ti Te lo preoccupare. dico alla napoletana, ma che ce ne fotte? Cioè l'importante è che tu ti godi il titolo al meglio. Una domanda è anche non è niente Dai, scemo, con Cristian. Alan Wake niente scemo. Magari la domanda più scema che fai era il finale vero del gioco di Alan Wake. Sì, mai magari sapere. niente veda che tu dici adesso capisci il finale e noi diciamo per noi non è così, ma poi col tempo si scoprirà che è come dici tu, attenzione. Alan Wake fa la questo. Storia è ancora aperta. Madonna, si è aperta. Purtroppo aperta. Però quello è un altro discorso. Anche perché mo dovremo affrontare di nuovo il discorso Control 2. Manca Alan Wake 3. Dovremo affrontare mo Control 2. Altre informazioni dell'FBC e compagnia bella. Ho pingato su Instagram le domande. Perfetto. Allora, ok. Di certo mo mentre carico, visto che Firebreak è uscito, da qui all'anno prossimo, io penso che per l'anno prossimo al massimo tra 2 contro l'Ash che erano partiti a pieno regime, visto che mo si sono liberati con Firebreak e quant'altro, secondo me l'anno prossimo potrebbe essere buono. Se ai Game Awards di quest'anno ricompare, può essere che esce l'anno che viene. Allora, così. dice Christian, dica. Guardato 2 volte il film e ancora ho tanti dubbi che non riesco ad esprimerli. Certo. Comunque ho capito meglio la cosa della spirale. Zane era in fondo e mediante il rituale è riuscito ad avanzare un po', motivo per cui nel manoscritto si legge che lui, forse proprio Zane, si trova a metà del percorso, il che ha senso. Adesso ci ho pensato, quando Saga cerca di contattare Casey non ci riesce perché proprio lui si trova in fondo, e se fosse un vero e proprio circolo vizioso, Zane sfrutta i suoi personaggi per uscire dal luogo oscuro. Allora mi fermo qua prima dell'ultimo, perché poi ci sono altre 2 domande. Allora, questa ti diciamo come la vediamo noi. Con il film Yoto On, più altre cose che abbiamo visto nella trama, non è solo il problema di Zane che ha creato Wake per salvarsi. Zane ha creato Wake, ma qualcuno prima ha creato Zane e magari ancora prima qualcun altro ha creato qualcuno che ha creato qualcuno che ha creato Zane, perché è una storia che sta andando in circolo. Sta cosa l'hai presa bene. Sì.
se vedi la cosa che ti ho fatto notare io nelle ultime live è, vedi come gli eventi si ripetono, cambiano le cose futili, i loghi, i nomi delle società, il ruolo di alcuni personaggi, il mestiere che fanno, ma alla fine i Koskela rimangono con l'aspetto loro. C'è una figura dello scrittore, di un autore, di un artista, e quella rimane. C'è un amore tormentato, c'è l'andare a finire in sto cazzo di lago in un modo o nell'altro. È sì circolare, ma crediamo io e Gianmarco che sia multilivello la cosa. Non è che Zane è la persona principale che ha avuto a che fare con la presenza oscura. Zane è uno, e quello che succede in Yoto On è una reincarnazione precedente. Per questo i personaggi si ripetono nelle cutscene, nei vari giochi e in vari modi. Quello che pensiamo io e Gianmarco. Il ciclo si è interrotto con Zane perché Zane ha provato in tutti i modi a scappare dalla zona oscura nel modo in cui dicevi tu, e per essere opera di questa sequenza di eventi che forse deve andare avanti in un certo modo, ha creato Alan. Alan non ricorda tutto quello che ha scritto, ma stiamo avendo sempre più le prove, messaggi e dimostrazioni che effettivamente, se ci rifletti, per come sta andando anche Alan Wake 2, Wake abbia scritto del Federal Bureau of Control semplicemente perché si è reso conto di cose che noi non sappiamo ancora. Ha detto: senti, io non riesco a distruggere questa entità, il potere della scrittura, creiamo l'agenzia governativa che lotta contro i casi sovrannaturali, punto. Da lì si è imbastito tutto quello che è successo in Control e quello che sta succedendo in Alan Wake 2. Ci siamo fino a qui? Ti ripeto, questa è la nostra teoria. Ok, allora le altre due domande sono: un po' banale la prima. Cosa Voitakase? Un fungo? Che è Vo.Itakase? Vomita, forse? Vomitakase? Non Casey? penso. Forse? Cosa vomita Casey? Il pranzo della sera prima. Ok, era vomita è giusto. Allora, in che senso cosa vomita Case? Aspetta, un In che fungo? parte però? Aspetta, moro film. Madonna mia. Allora, il film, ecco, giusto per farti capire, non ricordiamo il momento preciso, però tu rivedi un'altra volta il film e vedi se gli eventi che succedono all'interno, se non sono quelli accaduti in Alan Wake. C'è l'incontro con una persona amata, c'è l'incontro con una persona amata che si scopre fare cose in un certo modo, c'è un rituale, ci sono gli stessi personaggi, c'è Ati. Vedilo un po' come c'è una parola che non posso usare, perché se uso quella parola tu capisci tutto, ma non ti faccio spoiler. Ferugli? No, c'è quell'altra parola. Questo ho detto che è banale. No, però No, non è banale, non è banale. Vorrei ricordarmi la parte. No. Cui ti riferisci. Guarda, non è importante quello che stava vomitando, ma è importante l'insieme Del vomito. L'insieme anche del vomito, sì. Ammasso proprio di succhi gastrici. Alan, fermo. Alan, Alan, ha detto vomito. Non è successo Non niente. essere- Io non ho le mani dal pad, Alan. Non piglia vita propria. Relax your teeth. Momento, Allora, L'altra poi qual è? 2. Zane incontra Barbara, ma quest'ultima non uscirà mai? È un'altra invenzione di Zane per porsi come obiettivo quello di uscire per rivedere il suo amore? La situazione è questa. Zane ha incontrato Barbara e gli è successo un casino romantico e Barbara è entrata in contatto con il lago e poi è diventata indemoniata. Ad Alan è successa la stessa cosa. Sono personaggi di fantasia resi reali da tutto quello che sta succedendo e per qualche motivo qualcosa che ci manca a tutti questi personaggi deve accadere per forza sta cosa qui, che perdono l'amore o che lottano in favore dell'amore. È una costante. Rivediti la storia di Zane, rivedi un attimino quello che sta succedendo ad Alan e dici cazzo, ma è la stessa cosa in modo diverso.
Però Quello è il problema. però avevano inquadrato quello che aveva vomitato e allora forse si Sì, vede vabbè, qualcosa quello è nel per la, riflesso, quello è per la magari. scena, quello è semplicemente per la Tu scena. se ritrovassi il momento, Cristian, mandaci la clip a Enzo, ce la Eccolo rivediamo. qua. Allora, guarda, dura 10 minuti. Vediamocelo un'altra volta. A questo punto siamo qua, manco per andarlo a Ci sono- cercare. Allora, un attimo che... Ecco. Ecco qua. Aspetta, no, però mi devo mettere di qua, se no mi... Io torno. Eccolo qua. Ecco qua, a posto. Così penso che andiamo bene. Sì. Allora, ecco qua, lo guardiamo con calma. Ok, vediamo. Cioè, manco a bloccarci, stiamo qua, 10 minuti li perdiamo. Che ci Maria, interessa? Ati ed inseriti. Ecco qua. Io c'è quella scena di Ati che speravo di farti vedere, che c'è un momento di Ati strano. Allora, già qui abbiamo il volto di Casey. Quindi è un personaggio che già abbiamo visto. Ma togliamo che è Sam Lake. Però una persona che già abbiamo visto, come può un personaggio in un film di 40-50 anni fa avere quel volto? Cioè il culto della foresta, quello che utilizzano è questo. C'è la porta con la spirale. E questa ce la stiamo ritrovando da Control. Un dubbio soltanto abbiamo. Tu se ti ricordi nell'ultima poesia che abbiamo trovato dopo aver risolto la zona, mettiamola così, si parla del dormiente. Io e Gianmarco crediamo che ci sia una persona che sia questo dormiente, che è la prima persona che si è attaccata alla presenza oscura e sta tentando in tutti i modi di andarsene, di scappare. Riprova ciclicamente a fare le cose, arriva ad un certo punto e crea una nuova versione di sé, mettiamola così. Stesse scene come l'abbiamo viste dall'inizio del gioco, quando c'è qualcuno che guida. Infatti il gioco Alan Wake 2 è iniziato così, se non ti ricordi male. Inquadratura così, con loro che parlano in macchina. Gli eventi si ripetono, ma la storia di base è sempre quella. Pure adesso andando in giro troviamo poster di Ati così. Ma il dormiente non è Dor, almeno così ricordavo dall'universo fumetto. Allora, su Night Springs dovremmo fare più avanti un altro discorso. Un altro. Non adesso. Night Springs è molto importante per tutta la mitologia di Alan Wake, in modi che non conosciamo ancora. Valon ihmeestä paitsi jää. Noi abbiamo un dubbio, se quello che stiamo vedendo adesso, Yoto, sia un altro ciclo, mettiamola così, o se sia quello originale. Dor, per quello che abbiamo visto lì, la cosa che ti posso dire, lì viene spiegato un po' la sua lore, e che in qualche modo per quello che ha fatto, e noi sappiamo che Minulla oli sinua ikävä. ci stiamo arrivando, Christian, però Saga dice mio padre non ci ha litigato con mamma per qualche motivo, c'è una persona che ci stanno spingendo, proprio dice ti stai mettendo in mezzo a qualcuno che io amo.
2+2, Shaka è la figlia Mutta di tämän Dor. yön jälkeen. Quella parte lì serve soltanto a farci capire qualcosina di Dor, in che situazione lui si trovi. Diciamo che è talmente incasinato Dor che in questo momento sembra che non sia né buono né cattivo. Ma lui ha soltanto detto ad Alan: fatti fatti tuoi, mi sta importunando qualcuno che a me interessa. Punto, niente di più e niente di meno. Käsi sitä. Poteva ucciderlo e non l'ha fatto. Hei, sillä oli paskat housussa. Konttasojan pohjalla änkyrä kännissä ja... Ora però di questa scena tu noti qualcosa di strano oppure no? Questo punto qua esatto c'ha un dettaglio importantissimo. Vedi, si ripete il nome dei cavalieri. Alcuni elementi in questo universo sono fissi. Cambia il ruolo dei personaggi, cambia che lavoro fanno, cambia in che contesto si trovano, ma alcune cose restano sempre quelle, fisse, indelebili. Tuliko hakemaan anteeksianto? Uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Nyt kun muistan millaista... Se vuoi provare a capire cosa c'è di strano in questa scena, qui, se non te lo dico io tranquillamente. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa se aina länkytys. Uurilahden mestarille. Mutta ei se paskaveli kelvannut edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Perché Il problema è che non trovo una similitudine con la storia di Alan. In questa scena, no, in questa scena devi notare un dettaglio che è importantissimo. I fratelli di Cosquera li abbiamo visti adesso, al giorno d'oggi, mettiamola così. E visto che rapporto d'amore c'è tra tutti e due, girano i video insieme, fanno le cose insieme. Questa versione lui lo sta dicendo. Io mio fratello l'ho squartato perché mi stava sul cazzo. Questa cosa non sembra esserci adesso, quindi se è un loop che deve ripetersi in un certo modo, vedi pure il caffè, Coffee World, il tema del caffè è sempre presente. Se qui il Cosquela grande odiava il Cosquela piccolo, mettiamola così, perché adesso si vogliono bene? Qualcosa effettivamente nel loop sta cambiando. Alcune delle cose fisse che c'erano stanno iniziando a cambiare. Sen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion Il kontrollivirastossa? Globo Control. Väärä virasto. En ole siellä töissä. Sitä paitsi sain potkut. Me lo fanno un gioco su Ati. Ei olisi... Ma il gioco di Ati ci divertiamo secondo me. Gioco OP. Non È il puoi- gioco di Ati che devi pulire i posti tutti dell'horror e trovi altri indizi. Sen jälkeen kun sinä lähdit. Fatto. Potentissimo. Qualcosa che è partito tanti anni fa, perché ce l'hanno detto in tutti i modi che Yoto è un film vecchio di tantissimi anni fa, solo che se lo guardi così come film a sé è un film, conoscendo la lore e quello che noi conosciamo c'è qualcos'altro sopra. No, vabbè, poverino. No, Bu no. Bu, Poverino. no. Cambi il passato, costruisci una nuova storia. Allora l'abbiamo visto in American Nightmare, lo stiamo vedendo qui. Alan ha capito una cosa, non puoi pretendere, così come ti dicevo già in Alan Wake 1, non puoi pretendere, ok, c'ho il potere di cambiare le cose con la scrittura, prendi un foglio bianco. Ok, perfetto. Da qua dovrebbe esserci questa scena. Ok, Ok. Non puoi dire prendo un foglio bianco, scrivo che mi salvo ed esco fuori da sta zona, no. La presenza oscura non funziona così.
Tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. La stanza, questa qui, l'abbiamo visto un sacco di volte. È la stessa. Enorme, grande. Thomas Zane assomiglia ad Alan Wake. Alan Wake dipende da Qualcuno come... assomiglia a qualcuno. Dipende da come la metti, ecco. Sanotaan, että Aleen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varaa sitä Aleenin mustaa leskeä. Anche il nome della birra mi sembrava Taisit fosse olla Alma vähän pure heikkona qui. ääneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa. Per una cazzo di sauna con Ati e una birra la farei molto Anche volentieri. io. Molto. Cioè, dovrebbe evitare quella risata malvagia. Quello è un dettaglio. Un po' paura ogni tanto. Quasi. Ma tanto cosa andazza che si farò solo. Come sono le persone nel culto qui, i simboli, sono tutte cose che stiamo ritrovando adesso. Ah, mo penso Mo sia per vomita, sboccare. sì. Allora, Cri è semplicemente perché ha bevuto qualcosa per il rituale. Abbiamo detto la inquadra, vediamo. E di base è una poltiglia bianca. Allora, io vedendo il rosso, vedendo il colore rosso acceso così, mi viene da pensare, ti ricordi quando in Control apparivano nuovi nemici dell'Is? Ma così, cosa che mi sta venendo in mente adesso? Il pozzo. Il vomito è semplicemente perché gli hanno fatto bere qualcosa per fare sto Quello che gli ha rituale. dato da bere prima a Barba. Era Barba. Ed è semplicemente da tenere a mente il fatto che come in Alan Wake 2 ci sono persone vestite da cervo che fanno un rituale, così sta accadendo anche adesso. Togli Alan, metti l'inizio del gioco, sta accadendo la stessa cosa. E abbiamo scoperto che in Costela hanno creato il culto della foresta a Rodi. Alla fine è importante capire quello. L'hanno fatto in passato, lo stanno rifacendo in un altro modo, perché questo devono fare. Dare un po' di colore alla scena, capito? Magari può essere anche che il composto per il rituale È qualcosa che di abbiamo utile. visto. Io non Sì. ricordo di aver visto sostanze bianche Pure non mi strane ricordo in giro. onestamente. Magari in futuro, Vabbè, chi lo tu sa. tienilo a mente, Christian, sto fatto. Magari più avanti ci potrebbe servire. Hän palaa, Questo rituale per farti proseguire. ja sinut lukitaan huoneeseen. E rispetto al film qua è rimasta una cosa, mentre qui stanno facendo un rituale per riportare l'autore dal mondo dove è bloccato al mondo della realtà, ed è la stessa cosa che sta succedendo ad Alan. Qui in realtà i Koskela lo stanno facendo per un altro motivo. Se ti ricordi, in alcuni documenti abbiamo letto come si fossero posti a difesa della città
in presenza delle presenze oscure, quindi stavano aiutando Alan in questo caso, quindi già sono due differenze. La tematica è la stessa, quello che succede è lo stesso, l'unica variante è Alan. Alan sta provando a fare qualcosa diverso da quello che ha fatto Thomas Zane, modificando la storia pezzo dopo pezzo per riuscire a tornare da Alice. È la stessa cosa che Zane ha tentato di fare con Barbara. E mo tu stai qua e lui sta fuori. En kierrä kehää. Tämä on spiraali. Ecco qua, a posto. A questo punto ce lo siamo visti e via. Lotto. Allora, se hai altre domande, se vuoi sapere qualcosa, Prego. allora l'uscita dove era? Di qua. Dobbiamo cambiare la trama qui, altrimenti non si fa uscire. Sempre se io naturalmente metto la scena corretta, perché se no, giustamente. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare. But I damn well tried. Ok, ok. Però hai capito un pochettino il senso dove ti volevo far arrivare? More questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. E questa è un'altra cosa che non ti ho mai potuto spiegare per bene, ma lo posso fare velocemente adesso. Questo spiega anche tutto il casino di Sam Lake, che è stato ed è il volto storico di Max Payne. Qui non si chiama Max Payne, si chiama Alex Casey, ma a noi non ce ne frega, perché visto che l'universo è condiviso, è importante sapere che c'è una persona con questo aspetto fisico, con questo volto, che fa il poliziotto, perché Max Payne immagino tu non l'abbia giocato, giusto? Io ci ho passato le giornate su Max Payne e con la Kung Fu Mod, dove invece di usare le pistole facevo le mosse di karate, quindi un gran bel gioco e non vedo l'ora che esca il remake. Christian, tutte le volte, tutte, non ce n'è stata una in cui abbiamo sentito parlare Casey, soprattutto tramite Alan e le sequenze di gioco di Alan. Christian è Max Payne, cioè è proprio Max Payne che sta parlando, solo che non è Max Payne, si chiama Alex Casey, ma è la stessa cosa e non è importante il nome. Parte 1. Ah sì, giustamente ha sbloccato tutto Yotorn, che l'abbiamo visto. Ok. Non importa che tu ti chiami Alan Wake o Thomas Zane, stai passando un guaio e devi un attimino risolverti un problema. Allora, se noi vediamo la mappa... qualcosa di qua, cioè, vediamo se riusciamo a prenderlo.
solo che non ci sono ombre che rompono i coglioni. Allora, fatto, non c'era altro. Parole del potere, ce ne sarebbe uno. Punto di interesse è quello lì già fatto. Ci abbiamo fatti tutti. Dice che c'è una parola del potere di là, ma siamo a posto. Ok, ok. Allora, dobbiamo tornare nella torre a Parliament Tower. Sparisco solo 2 minuti che qui c'è il vento e devo sistemare una cosa prima che vola via. Vai tranquillo così inizio a raggiungere già pure il posto. Vai, non ti preoccupare, aspetta. Ehi. Non vi arrabbiate che Christian se n'è andato, mo torna, non vi preoccupate. Ok, mi sto rifacendo un controllo dei pulsanti che stavo tentando di schivare col cerchio. Somehow I sensed it wasn't. It's closed. Oh, No. The building was io aspetto condemned. qua. Closed up. Something was wrong. Ma Something was Christian, che missing. succedono i problemi. I had to get inside. E chi glielo dice? Mo? Vai. No, ehi ragazzi, ehi, calmi tutti, Ah. Qualcun altro? Ok, qui qua nessuno. Ci sono un paio di là, non dovrebbero vederci. Non abbiamo tantissime munizioni, però. Allora. Rieccoti qua, Christian, vedi, tu te ne sei andato, è successo un problema. Io sono arrivato a Parliament Tower, ma è chiuso. La porta è chiusa. Però sta suonando il telefono. Noi adesso sappiamo chi ha il telefono. È Zane. Tanto ci ciuliamo le cose, perché no? Hello? Hello. It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Sbagliato. Sbagliato, Me? Christian. Me? I don't understand. There's a lot I don't Yeah. understand. A dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. You need to go back to the talk show studio basement. Get Alice's photos from a shoebox there. Before you can go to Parliament Tower, you must put the photos into the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? Allora, How many Christian writers caro. does it take to finish a Allora, story? One for domande? each draft. It's Ci the siamo same appena writer, but autochiamati at a dal different futuro, point in penso che time. forse qualche I follow domanda. the steps he laid out for me. Alice's photo from the talk show building basement. I had to go back to get them. I bring the photos to the Dobbiamo shoebox by entrare the da qui. statue. Ma che casino. Allora. Di qua non possiamo entrare, dobbiamo entrare da giù e si entrava di qua.
c'era l'ingresso verso il basso. Allora, mettiamoci un attimo al sicuro così possiamo parlare tranquillamente, se non abbiamo tantissime munizioni. Allora, Cree, l'abbiamo già capito da American Nightmare, l'abbiamo capito giocando anche un pochino a Control, ma lo stiamo capendo tantissimo qui. La presenza oscura funziona a cicli, così come ti abbiamo spiegato prima, sti cicli di cambio di personaggio visivo che vedi a schermo, ma alla fine è la stessa persona che tenta di salvarsi da tanto tempo, forse. Magari una versione di Alan che vedremo qui, che non vedremo qui, non lo sappiamo. Ha capito che immagina il tutto come se fossero vari cerchi sovrapposti. Sembra che una versione di Alan abbia trovato da un punto più avanti di questi cerchi di riuscire a mettersi in contatto col passato. Poi ci ha detto di fare una cosa, di mettere le foto di Alice nella scatola davanti alla piazza. Quindi noi torniamo di qua, andiamo nel seminterrato e per andarci dovremmo far apparire prima le scale. Sì, perché di qua si esce, dobbiamo cambiare prima di qua, mi sembra. Ok. Ora però, Cree, io non ti voglio mettere la pulce nell'orecchio. Ah, nel culo, sì. Ma nel culetto sì. Christian. Ma tu, se all'improvviso ti suona il telefono adesso e senti la tua voce che dice: guarda, sono te dal futuro, devi fare questo, questo e questo, tu ti ascolteresti? Allora, metti una pezza foto trovate nel seminterrato dello studio del talk show. Ok. Ed erano qua, ma non ricordo dove. Aspetta, devo ricambiare qua. Domanda, tu come faresti ad essere certo che è davvero te stesso che ti sta chiamando? Allora, devo solo ricordare, mo mi sembra che era qua, cambiando la luce. Eccola qua. Alice's photos. I recognize the style. C'è la foto del clicker, ponendo domande che solo io conosco. Qui ci sono state domande? No, c'è stato solo uno scambio di battute che pure Alan, arrivato a un certo punto, ha detto: senti, devo parlare con me col futuro, ma se me ne vado da qua, va bene anche questo. Ma noi siamo certi che fosse Alan. Dove l'abbiamo sta certezza? Ma non spoiler, è solo farti ragionare su un dettaglio. Allora, possiamo tornare di là. Ehi, che ci fai tu qua? Ragazzi, voi qua dentro non siete autorizzati ad entrare. Vai Alan, vai, sì, con calma. No problem. Lo senti il seme del dubbio che cresce dentro di te, Christian? Lo senti che si fa sempre più grande? È tonto lui, anche, però da un lato lo capisco, cioè tu stai da 13 anni lottando in una zona oscura dove rivivi, i tuoi ricordi vengono continuamente modificati, c'è uno identico a te cattivo che ti ha soltanto detto: voglio prendere, scoparmi tua moglie e tagliarla a pezzettini e ti voglio rovinare la vita. Cioè, ma uno dice: guarda, sono te dal futuro. Oh, senti, vabbè, passami più uscita qua. Va bene tutto arrivato a un certo punto. Però anche in momenti come questi, diciamo, farsi un certo tipo di domande non sarebbe male, mettiamola così.
Allora sì, era di qua. Ok, il fucile che ha deciso un attimo di fare di volontà propria. Ok, allora. Cioè, arrivata ad un punto I del have the genere, photos tu a now. chi o cosa I devi need you to put credere? them into the shoebox by the statue. Allora, la statua è qui. Eccola qua. No, quanti ne siete? No, no. Fateci fare le nostre cose. Ci abbiamo da fare. Ne abbiamo messo la foto col clicker e col clicker spento. Per qualche motivo. Alan del futuro ci ha detto devi mettere queste foto qui. Il gioco ci sta auto-switchando a saga. E ci manca qualcosa, Christian. Ci deve dare ancora qualcosa, Saga. Dobbiamo ancora capire qualcosa con Saga. E te lo dimostro, anzi te lo dico senza che torniamo indietro, così evitiamo di fare casini. Christian, la parte di gioco al momento relativa a Alan è finita. Dobbiamo fare qualcosa con Saga per il momento. Allora, noi qui siamo dopo, sì. Allora, cos'è che può mancare secondo te? Allora, ci sono delle frecce. Le frecce sono buone. Ci sono dei simboli. Another cold box. Another C'è un locked altro box. box. E c'è una lampadina. C'è una lampadina, quindi uso la torcia. Non ho visto se era a combinazione o serviva la chiave. È a combinazione, ok. Sì, le foto erano il clicker. Stavo ci avessi fatto caso. Ci sono due immagini, una foto col clicker spento e un'altra col clicker acceso. Allora, dobbiamo andare in ordine. Per andare in ordine dovremmo partire da questo e fare quindi due triangoli rovesciati. Un'altra freccia che punta di qua, un'altra freccia che punta giù. Allora, cerco il codice così facciamo prima. E quindi cosa dovrebbe mancare? Eh no, te l'ho chiesto a te, furbacchione. Io lo so cosa manca. Sei tu che non lo sai e voglio vedere se ci arrivi perché... Allora, non per intero perché cazzo, Christian, se tu mi dici allora, mo succede questo, perché questo. Io vengo a casa domani mattina e ti servo la colazione a letto. Allora, non sto scherzando. Ecco, ma stavo pensando, speriamo che non ci attaccano, mo lo dico in live, oh, mi hanno ucciso, porca la miseria. Ma guarda, non si può. Non hanno rispetto per le forze dell'ordine in questo luogo. Cioè, un attimo, ecco, e fai la clip, fai bene. Però, mannaggia la miseria, io mo lo stavo per dire. Oh. Lo cerco da qua e poi vado di là. Ma non si può fare questa vita. Allora. Ma sto culto, mancano pochi... non lo so. Boh. Allora. Non è questo. È questo qua, ok.
Questo è quello di prima e questo è quello di adesso, ok. Ok, quindi dovrebbe essere così. Ora proviamo così, dice dal box, il primo in alto e poi seguire le frecce. Allora, con Saga diciamo che mediamente non siamo messi male. Allora, quindi dobbiamo partire dalla cassa, quindi da qui. Another cult box. Another locked box. Quindi dovrebbe esserci qualcosa. Qui sono 3 simboli. Il primo dovrebbe essere questo. E il secondo questo. Quindi dobbiamo mettere come primi 2 freccettine di lato e 2 freccettine giù. Allora, freccettine di lato, freccettine giù. Fatto. Ecco qua. Inventario pieno, inventario pieno, inventario pieno. Benissimo. C'è giunta voce che i federali hanno in custodia Alan Wake. È uscito dal lago. È pericoloso, state tutti allerta. Dobbiamo far fuori lo scrittore, spargete la voce. Quindi adesso, con sta cosa che hai appena letto, con quello che succedeva in Yotomi, la vedi una similitudinina con quello che sta succedendo? C'è sempre un culto che vuole fare qualcosa ad una persona che noi, tra virgolette, in questo gioco controlliamo. Chi è? Dove siete? Salve. No ragazzi, siete troppi così, allora, io ho molto player. Voi un po' troppi. Io quello grosso. Ecco. Salve. Carica Saga. Saga non fare la figa. Arrivederci. Aia, pensavo di sparare a tempo. Here it comes. C'è un problema? Vai Saga, no, con calma, senza problemi. Ecco. E la pace è tornata in questi luoghi. Però sbaglio, in Alan Wake non c'era un culto. Allora, sta cosa penso che sia l'idea del culto di legare un certo tipo di eventi e quant'altro. Credo che sia una cosa che sia aggiunta dopo. Il punto è che visto che è un culto e visto quello che stiamo capendo, quello che ci dice il gioco ci ha detto che i Koskela sono in giro tra Bright Falls e Watery, ma da anni. Niente ci vieta di pensare che il culto già ci fosse in Alan Wake 1, che i Koskela l'hanno detto, lavoravano in varie cose e quant'altro. C'erano, però dai, non sono stati bravi e non li abbiamo scoperti, che se ci pensi, a prescindere dalle presenze e dal fatto di aver giocato con un personaggio all'inizio del gioco che poi ci ha fatto trovare i membri del culto, noi fino a metà gioco, fino a quando non anzi metà plus, chiamiamola così, fino a quando non abbiamo visto determinate cose, noi il culto non l'abbiamo visto in nessun modo. Another one of those rhymes. Allora Christian, è il tuo momento. Vediamo prima se ci sono statue in giro.
Lo sai, ti diamo la lore, ti diamo tutto quello che vuoi, ma gli indovinelli che fai tu. Così come antichi patti lateranensi dicevano. Allora, Io comunque mi permetto poi, tu Cristian, però secondo me, pure il fatto che tu dici Alan Wake 1, tu tieni sempre in mente che sono Alan Wake 1 e 2 perché sono divisi in due giochi, ma nell'effettivo per Alan, lui stava là, bello e buono, ma quanto tempo è passato? Tu qua in questo gioco, tu il culto l'hai visto, non l'hai visto nella prima tranche di vita di Alan Wake, ma Alan Wake continua ad esserci e il culto adesso è apparso. e dando Quindi- per giusta la cosa che abbiamo visto in Yoto, se c'era prima un culto e poi Alan era qui e poi c'è un culto, magari è nato dopo Alan Wake 1, ma i personaggi Koskela già erano lì, ce ne che sono spawnati all'improvviso. Qua, facendo il caffè, Stavano facendo con le cose. aquile che portano il caffè e gli orsi. Allora, qui sono gli esperimenti riguardanti Devono essere riguardante le rime. Tan taratan. Allora, vediamo sopra cosa c'è. Un altro cervo. That's a good deer. Sembra che non li ho mai completati questi, che visto che Gianmarco era bella la cosa, che poi ci sentivamo tutti i giorni con il check. Io poi ti farò vedere il punto dove sono stato bloccato un mese e non potevo andare avanti. Christian, mi sono messo nel mese successivo all'uscita della patch per riuscire a finire il gioco, che è una cosa che a Remedy non perdonerò mai, mai. Io e Gianmarco ci sentivamo tutti i giorni. Io, vuoi sapere, quando non lavoravo cosa facevo? Accendevo la Wake 2 e mi rivisitavo tutta la mappa, tutto quello che tu stai vedendo, io lo giravo velocemente tutti i giorni, nella speranza che si attivasse qualcosa e mi facesse avviare il finale. Potevo andare dove volevo, ma non partiva la sequenza finale. E io ero lì, bloccato in un momento topico. Senti, abbiamo capito la storia, vogliamo andare a dare i calci in culo a X? Dice, ma sì, cazzo, sono 13 anni che aspetto. Poi niente, mondo non suo. Allora, Creed, vediamola così. Noi ti diciamo come la vediamo noi per uscirne facilmente dagli intrippi mentali di questa storia. Le altre realtà che vedi, tutta la questione anche del fumetto, la cosa che accennavi prima, sono sì realtà alternative, ma fanno capo sempre alla realtà questa qui di Alan Wake 2. Perché Alan, creando l'FBC, creando forse non mi esce, Door in mezzo, ha imbastito la creazione di un multiverso, mettiamola così. Il mondo è sempre quello, sono diverse realtà. Allora, Christian, i bambini hanno bisogno che una madre li protegga e che una casa li nasconda, poiché fuori i mostri vagano a notte fonda. Quando suonano alla porta, non strillare, non gridare di andar via, offri loro cibo e usa cortesia e forse la tua casa non sarà in loro balia. Però ricade la domanda, è Alan o è Zane? Nessuno dei due. Per noi è nessuno. Noi stiamo giocando adesso Alan perché la storia è arrivata ad essere questa, ma niente vieta un Thomas Zane 1 Alan Wake 1, mettiamola così. Non abbiamo vissuto le avventure di Thomas Zane, ma le conosciamo ed è una storia simile a quella di Alan. Allora ti faccio vedere quelli che abbiamo. Io nel frattempo mi cerco un attimo la risposta. È quello della Ranger Station. Ok, Christian, allora caramella mostro. Ok, ti posso dire che ce ne vuole un altro.
casa, cuore, bimbo. Scegli prima casa o prima cuore. Guarda, la faccio pure rivedere. Casa. Abbiamo detto bimbo, bambino. Bravissimo Christian. Che ciondolino abbiamo sbloccato? Cosa è accaduto di diverso? E perché noi abbiamo sempre il problema principale, Cree. Noi Alan non lo stiamo vedendo ancora nella zona della presenza oscura, ma Saga l'ha trovato, l'ha salvato. Quindi il tempo funziona una chiavica nella zona oscura. Ok, ora dobbiamo semplicemente rifarci tutta la strada. Oh no, dobbiamo attraversare la zona là. Oh no, oh no. Allora, come Can't siamo? forget the dolls. Ah, è vero, è Might vero. need them again. È vero, brava Saga. Bravissima. Faccio le bambole. Ok. Allora, c'è la stanza qui che non abbiamo visto. Magari c'è qualche oggetto. No, c'erano due pennelli che sono caduti. Ogni tanto fa dei versi forse per scacciare la presenza oscura. È particolare. Allora, siamo carichi? Tantissimo. Abbiamo zero energia di tutto. Poche munizioni, poca roba. Ma ci aspetta una zona di merda. Va bene, va benissimo. Potrebbe mai andare peggio di così. Another Alex Casey lunchbox? Ok, almeno abbiamo un altro portapranzo. Volevo lasciarti dei biscotti, ma temevo che ci sarebbe finito dentro qualche animale, non l'ho fatto. Ma è il pensiero che conta, giusto? Noi sempre non sappiamo è finta chi stia facendo queste cose e andiamo avanti. Io mo sto per dire, spero che non ci siano nemici nei paraggi, ma sento brutte voci. Ma io perché non mi faccio i cazzi miei nella vita? Io vivrei un po' di più. Fermi? Devo essere cattivo poi. Aglia. Ehi, ehi. Ecco qua, problema risolto. Puoi morire per piacere? Grazie. Allora, Good job, Saga. però Now keep moving. ma strano è che stiamo esplorando tutti e non sto trovando gli altri zenetti. Non è sfuggito qualche posto o qualcosa? Vabbè. 13 per il fucile, 21 per la pistola. La frizza la mettiamo. Cioè, perché se io penso, speriamo che non vengono nemici, vengono nemici, e se non dico, ma dove, speriamo che non vinco mai 1 milione di euro, non lo vinco mai? Come funziona, Gianmarco? No, non mi trovo. Scherzi della vita. Capito? A me pare più una presa per il culo. Per Vai, mettere ma non è che dico. se lo faccio io vinco. Scusami. Capito, però. Un po' di bontà ogni tanto. Sta bontà la vorrebbero 8 miliardi di persone, no, zì? No, attacchi a te. Può succedere. Perché la gente vince? Non può succedere. Però è proprio fortunato. Cioè, ti Allora fa mi una rattata autoelimino, rossa. no, mi capito? autoelimino da questa competizione. Cioè, allora. ma avevi proprio un buco No, nel culo, ma no, fai lo queste dico. dimensioni, frate. No, mi autoelimino. Perché tu poi dovresti giocare, no? Come vinci? Una volta la vincita massima è stata 50.000 lire all'epoca a Bonanima con un gratta e vinci. Vabbè, goliardi che però. C'è stata una volta dove giocando una
una bolletta con dei ragazzi dove lavoravo prima. Io non conosco di calcio, eravamo 4 di noi, ci dicevamo dai mettiamo 3-4 euro ciascuno, scegliamo squadre straniere. Io non sapevo un cazzo, vidi i numeri e scelsi così proprio a cuore, tranquillamente. Pensavo 50.000 euro. No, forza ma Maronna, che Christian, magari. aspetta. Ognuno di noi sceglie le 3 squadre, tutto a posto. All'improvviso uno di queste persone, si chiamava Enzo come me, Enzo, quell'ultima squadra che hai messo, quel risultato non mi piace. Io mi Lui sono a te? fatto, sì, ho detto ok, tu ne capisci di calcio, magari io è quella vincente. Passa il venerdì, passa il sabato, la domenica, le partite. Risultato finale? Avevamo fatto 12 Squadre. 11 prese, quella sbagliata era quella che sta persona mi aveva fatto cambiare, Ma se la avessi risposta corretta era la mia. Vuoi sapere a persona quanto avremmo vinto? A persona? Circa 3-4 mila euro. E ho detto io non ti devo parlare per un po' di tempo. Tu come eri sordo? Tu come era 4.000 non euro? ti devo parlare. E da lì ho imparato a farmi i cazzi Vabbè, mia. diciamo che in quel caso là è andato sulle probabilità, evidentemente avevi giocato un risultato che non rispecchiava le statistiche del momento e chi l'ha detto è improbabile che succeda. Ma il Tu in quel ragionamento caso è l'hai ingarrata giusto. così. Il ragionamento è giusto, però abbiamo perso quella bolletta solo per quel risultato e io l'avevo preso corretto. È Dove una sono brutta i miei bestia. 3.000 euro, 4.000 euro, quanto erano? Brutto pezzo di merda. Dove sono? Te l'avevi detto brutto pezzo di merda? No, perché poi l'ho presa sul ridere, ho detto no, non fa niente. Erano solo 3.000 euro, che cosa saranno mai? Che cosa saranno mai? Cosa sono questi spiccioli? Ma che facciamo? Ma che... Io fare una grande croce, niente, ma no, va bene così. Che vitagramma. Infatti Giamma mi deve un K. Ti piacesse, Cristian? Io oggi ho avuto stipendio. Oh, c'è Pat. Il millino più 500 di IVA. Sì, Cristian, inizia a pedalare, dai. Vai, Cristian. This year's parade theme is deer, just like every year, so we're not exactly reinventing the wheel here. But first, I need to address something. I know the last couple of shows took a strange turn, with people coming on talking nonsense about certain people passing away. Listen, I know everybody who steps foot in and out of this town. Pat è uno dei pochi che ha ancora memoria della realtà quella corretta e non quella corrotta. Lui è convinto sinceramente che quella persona sia ancora viva perché per lui i ricordi non sono cambiati. Povero Pat, maltrattato. Somebody's trying to twist this story around, and I don't know quite why. But I'm here to tell you that everything's gonna be okay. Wendy Davis is alive and well, and you can rest easy. No, Pat, no, questo è il problema. Non ti arrabbiare, Pat, non lui è convinto perché per lui è la verità. Pat per gli amici Patroclo. O Protolo, dipende dai momenti. Allora, io ho fatto la richiesta ufficiale a Martina oggi. Per il negozio ci saranno delle immaginette mie di Martina fatte in un modo particolare, però ho detto Martina ci vuole la mascotte, io ho una richiesta, si deve chiamare Protolo. Poi scegli tu la forma che deve avere il protolo, ma che forma potrebbe avere il protolo? Non lo so, ce lo studieremo. Cercheremo di Immagino capire una come forma farlo. tuboidale, non so perché. Ecco, io apro un contest al limite. Pure Cristian può presentare la sua versione. Quella che più ci piace, prendiamo spunto e vediamo un attimo. Deve essere per una qualcosa di nuovo che non esiste. Io ho perso solo uno. Wow, mi chiudo buono, Cristian. Fin quando è un punto va bene. Che cosa fa? Perché ha perso pure un punto? Perché ha perso punto, Cristian? Ma tieni sempre da ridire, Cristian. Come quell'altro uomo. L'uomo delle caverne. Io sarei tentato di chiedere all'uomo delle caverne se ha provato Firebreak, ma ho paura della risposta. Dici no perché non mi piace questo genere di giochi qua. Dimenticato la cosa più importante.
Cruz? Ha ragione, cazzarola. Ha ragione. Ha ragione. Ha ragione. Bello averla a portata di mano, Cristian? The onyx kiss of inky waters, the jet black undertow of fright. From the cold depths now I will conjure the spiral madness of his mind. Once more the ocean's a lake, so alike a land awake. Come save your soul. Awake new and whole, by name I will summon him. From the silence of screams, from the city of dreams, it's a dark ocean ceremony. Save your soul, awake new and whole, by name I will summon him. From silence of screams, from the city of dreams, it's a dark ocean ceremony. Attivato. Ok, devo ricontrollare la scena e che non si resetta il microfono. Grazie mille, Christian. Ero convinto fosse attivato. Allora, Cri, cosa ci va secondo te? Quindi ho dimenticato due cose stasera. No, uno. Mostro mare. Ok. Guarda, no, c'ho il telefono spento, non vado manco a guardare qual è la soluzione. Aspetta, ti rimetto l'indovinello. Eccolo qua. Controllo un attimo una cosa, se ci sono novità. Ok, non l'ho capita sta cosa. Mostro barca, madre mare. Allora, mostro barca. No, aspetta, scusami. Mostro barca, madre mare. Sure.
Ottimo Christian. Ottimo. Quindi Christian, visto che tu sei tanto bravo e intelligente più di noi, perché io ci perdevo un attimo le ore qui sopra, ci dici come finisce la Wake 2 per piacere, Christian? Scusate, come continua? Come Christian, finisce? noi non ci sbeffeggiamo delle cose che facciamo. Noi abbiamo imbastito. Tu vuoi sapere il motivo per cui abbiamo continuato il canale e l'abbiamo tenuto aperto? Perché dobbiamo trovare qualcuno che ci aiuta a capire la Wake come cazzo va a finire. Ecco. Soldi, fama, ricchezza, potere, non ci interessa. Noi cerchiamo persone che capiscano e ci aiutino ad uscire da questo problema. Oh no, no, le stonzole. Eccole qua. Questa è la zona brutta. Oh no, quelli che si moltiplicano, no. No, per l'amor del cielo. Ehi. Siamo campioni fortissimi. Ma tu perché non muori? Perché? Perché non muori? Perché lui è Troz. Vai Troz. Ciao Troz. Oh no, c'è anche il cugino Triz. Erano due. Bu, settete bu. Dove cazzo vai? Lo sai solo tu. Mi è dato colpo proprio come un deficiente. Sì, ti ricordate. Ve lo dico se Gianmarco mi paga 2k. Sto bene anche senza sapere come finisce la Wake, Cristiano. Detto proprio col cuore in mano. Al massimo leggo su internet. Ma vado su internet. Allora. Puoi morire perché... Guarda, se torno in punto di morte e mi sai dire come finisce Kingdom Hearts tutto, però voglio sapere tutto, ti do tutto quello che mi resta prima di morire, tutto quanto. Però voglio sapere per filo e per segno come finirà tutta la saga di Kingdom Hearts. Poi tutto quello che è mio sarà tuo, Christian. Valuta questa proposta per il futuro. Io però se andrò in se mettiamo un bel manifesto grosso alla cosa, se non ci mandano in guerra. E anche questo è vero. Casomai io dovessi andare in paradiso e mettiamola così, ma parlo per un fatto d'età, Certo. Nomura dovesse essere lì prima di me. Speriamo presto. No, speriamo presto. Speriamo no. domani mattina. Speriamo presto no. Bene, Nomura, non tu. Indipendentemente da come sarà Kingdom Hearts 4, io chiedo la tua versione com'è. Io devo sapere la versione originale di Nomura com'è. Cosa no, non puoi giudicare Gianmarco. Io Nomura lo posso giudicare a roba tutto che il allora. E infatti su sto Final Fantasy che sto giocando io ci ha messo lui la mano. In guerra portiamo Alan in caserma. Vero. Non sarebbe. Ha messo lui la mano a chi assomiglia il protagonista a Luxor di Kingdom Hearts. C'ha un problema, un problema evidente. Allora, qui in realtà ci manca da tu Christian hai mai seguito Kingdom Hearts? Conosci qualcosa Christian? Se non conosci non ti interessa. No, perché se non ti interessa noi penso che più in là lo portiamo come serie e piano piano ce li rifacciamo tutti. No, io non ci sarò. No, però ho detto ce li facciamo non normale, non prendiamo le collection HD. Speedrun si fa la speedrun però con le mod che ho trovato per la versione PC che lo migliorano, aggiungono anche delle fight nuove e va un attimino ok, lo conosci. Come sei messo con la lore di Kingdom Hearts, Christian? Non ci accusta, questo è il consiglio che ti diamo noi. Aspetta un attimo il 4, poi vediamo un attimo. Esatto, perché chi si interessa alla lore ha tendenza a sviluppare delle neoplasie, meglio, -1, perfetto Christian. Non morirai di un brutto male come noi che ci siamo buttati in questo schifo. Sì, noi questo dobbiamo fare adesso. Aspetta. Prima ci facciamo un po' di pulizia della mappa, visto anche l'ora. Ci abbiamo un pochino di cose da fare e da vedere. E poi ci continuiamo la storia la prossima volta. Te lo dico, Birth Memories by Sleep con le carte di merda tu giochi tu. Allora, Birth Memories by Sleep. Hai capito quale? Chain of Memories. Te lo giochi tu. Io non vengo, sappilo già. Quel gioco per me deve essere cancellato. Un obbrobrio. Dio. Tu un bordello per riuscire a prendere la versione giapponese. Non manco che fine abbia fatto. Speriamo che è esplosa come pistacchi. Ma allora, io... Capi la versione giapponese? Sì. Non potevo aspettare.
non poteva aspettare. Hai fatto il Mac Japan, hai fatto. Era all'inizio di internet, quindi c'erano dei siti dove postavano le cutscene tradotte in inglese con immagini, quindi io vedevo cutscene, andavo a vedere solo la traduzione, poi passavo alla prossima. Questo per ogni cutscene di Kingdom Hearts sono riuscito a finirlo, ma ci ho messo modo non so tuo, quanti certo. mesi, no, non so quanti mesi. Conosco il gioco ma non la storia. Allora, Christian, tu hai visto che di persone che assomigliano ad Alan Wake, tu ne hai viste 3. Alan, Graffio e Zane. Ti trovi? In Kingdom Hearts ogni personaggio, tutti quelli principali, hanno almeno 7-8 cloni, circa, in media. A seconda delle stagioni, della realtà in cui si Esattamente. trovano e com'è la situazione. Cioè, tu sai per certo che se vedi un personaggio nuovo è probabilmente un clone o Allora, una aspetta, cosa di c'era qualcun qualcosa altro. alla finestra. Cioè, Aspetta, se vado a vedere. non può sta mai tranquillo. No, allora per farti capire, c'è da tantissimi anni, c'è da... Dai, saranno una decina di anni. Non Il vale- maestro dei maestri. Cioè da una decina di anni, grosso modo, che l'abbiamo imparato un attimino. Penso di sì. Ok. Credo di sì. È apparso sto personaggio, quello che sa tutto, ma veramente che sa tutto. Si chiama il maestro dei maestri. MOM. Ha rilasciato una cassa all'unico suo discepolo corretto, giusto e sano, che poi si è scoperto, si è fatto tutta la timeline di Kingdom Hearts cambiando aspetto di volta in volta. In solo, tra l'altro, proprio potentissimo lui. Maestro, cosa c'è nella cassa? Niente, tu lo sai? Niente. Tutti sanno cosa c'è in quella cassa di cassa, tranne noi. E questa è la prima. Sei una delle tante. Seconda cosa, ogni volta in cui nel gioco qualcuno gli chiede, perché lo incontra chissà come, appare all'improvviso, Sì, monta un sacco di mi gente. scusi, lei come si chiama? C'è un disturbo a schermo, non si capisce che nome abbia. Il volto e chi cazzo lo conosce? È sempre sotto un cappuccio, non si è mai Allora, visto. un bel Sono 10 anni. un tripà. L'ultima persona che ha saputo il suo nome, in realtà, Christian, sei tu. Come sono io e come anche Enzo. Perché Ma sei è uscito morto. fuori che il cattivo di Kingdom Hearts, quello che ha portato Proprio avanti cattivo. la trama, tramite il gioco che è uscito per i cellulari. Oh, è uscito buonasera fuori Pierluigi. che Ciao, siamo bello. noi. Poi Pierluigi. È un piacere, è un piacere. Prego, continui, lo zio. Quindi sei lontano da Kingdom Hearts, perché Mamma. ma noi lo diciamo... Che se tu non ti giocavi il gioco per telefono, che noi abbiamo visto il video riassunto su internet, col aspetta, cazzo aspetta. che lo sapevamo, capito, Christian? Tu non sapevi la cosa fondamentale, la base del cattivo, da dove veniva. Non l'avresti Nomura ha mai saputo. fatto una cosa un paio di anni fa, si è meritato un baffa da parte mia. In Kingdom Hearts 1 appare in una stanza, per 3 secondi, una specie di fontana, una cosa che all'epoca, che cazzo è sta cosa? Va buono, andiamo avanti. No, dopo 20 anni è uscito fuori che quello era un oggetto importantissimo per la trama di altre linee temporali. No, cazzo mi sa fa 15-20 anni fa. Non sapevi già un manco piano. tu. Sì, coglilo. Sì, Sì, l'hanno tirata proprio, guarda. sì, si poteva fermare a Kingdom Hearts 1 e avresti fatto una perla bellissima. No. Allora, se proprio devo scegliere Kingdom Hearts 1 e 2, No, vabbè, ti cioè, dico due è più 2. bello, sì, Dico sì, due. sì. Quindi facevi 1 Però o 2. andava comunque bene, capisci, se finivi il gioco di questa storia di un bambino e poi vedevi che era una storia raccontata ai genitori e a Sora. O faceva così, una fiaba Disney. No, perché poi è bello, di Kingdom Sì. Hearts 1 si sente una volta la voce della mamma che chiama Sora, vai a dormire, e poi tuo figlio è scomparso, è andato sull'isola, sparito per anni, non l'hai più visto. Sti cazzi genitori non si sa chi sono. Vabbè. Andiamo No, avanti. perché i genitori Andiamo avanti. stanno nel quarto No, andiamo gioco avanti. per telefono travestiti da Organizzazione 13, che però in realtà è la 14 in quel titolo, che poi è collegato a Final Fantasy 14. Torna tutto. Ora è tempo della cena, esatto. Va. Fu così che Mai non lo più, videro mai più. Mai più. Non lo videro proprio più. Poi trovi a uno, ne perdi un altro, ritrovi quell'altro, ne perdi un altro. Non stanno mai insieme, cioè non c'è pace in questo mondo, non c'è. Però c'è il topo. Il topo è fortissimo. Il topo c'ha una armor che è devastante. Se tu contro il nemico principale e ti mena, perdi. Appaiono 12 versioni del boss finale, Esatto. Topolino muore. Il topo non mangia. Ragazzi, legge il Li topo, challengea non- il tutti topo non- insieme. C'è Disney, non può andare più il topo, ragazzi.
Fate qualunque cosa, ma il topo non va giù. Paperino che casta l'incantesimo più forte di tutti i Final Fantasy come se nulla fosse. Allora, battute a parte, cioè la trama è anche bella. È intrippante, ma troppo. Però se la tiri troppo... Mamma mia, bello. Io voglio morire. E ovviamente, ricordiamoci, non sapremo mai come No, finirà. aspetta, ricordiamoci quella per me più bella che Vai. quando poi me ne sono reso conto... Vai. Allora, è uscito un gioco, mentre mi sto cercando qui un attimo la soluzione così facciamo prima. C'è un gioco di Kingdom Hearts chiamato Dream Drop Distance, che è ambientato dopo uno, prima dell'altro, Nel mezzo di. nel mezzo di. Ci sono cose. C'è la funzione speciale in questo gioco dove trovi gli animaletti del sogno che tu puoi accudire come se fosse una sorta di Tamagotchi, quindi li coccoli, gli dai il dolcetto, gli fai le carezze, Certo. gli fai qualunque cosa, aumentano di livello e sbloccano altre abilità. Va bene, ma quale però? Dopo tanti anni, tantissimi anni, sempre nel gioco per cellulari che vi dicevo prima, che cosa è uscito fuori? È apparsa proprio sta cutscene qua. Il tuo personaggio muore perché c'è stata la guerra mondiale dove sono morti 500.000 bambini tipo Sora, robe. armati di Keyblade. Appaiono questi esserini del sogno di nuovo e il gioco ti dice quanto segue. Ma tu ti ricordi, grosso modo, i Dream Eater? Sì, sono gli spiriti dei bambini morti. Io lì mi sono fermato e ho detto scusa, quindi io stavo accarezzando dei cadaveri quando giocavo all'altro gioco, Usandoli come armi, cavalcandoli come se fossero bestie. sì. Cioè io sono stato in groppa ad un bimbo, lo Morto. spirito di un bimbo morto sotto Sì. forma di elefante, gli sono salito sopra e ho ucciso altri nemici. Sì. Va bene, che vuoi dire più dopo di questo? Cioè che... Allora, io considero Boh, Kingdom boh. Hearts uno dei migliori giochi per PS2, sì, a parte da 10 metà del solito, è un gioco che mi piacerebbe tu portare. No, Io la dicevo, serie di non Kingdom appassionato. Hearts la facciamo, lo stavamo penso si dicendo riferisse a prima. Metal No, Gear proprio Solid. tutti, gli rispondo su tutti. Che mi piacerebbe portare i classici un po' alla volta, tanto nessuno ci mette fretta. Final Fantasy 10 bello tosto, Io ci ho provato a giocarci, ma l'ho droppato, perché mi stavo cagando il cazzo in una maniera devastante. Là è uno di quei giochi dove veramente ti devi mettere con calma e ti devi... Me lo disse tu, Fede. Però ce l'ho. ok. Quindi mai mi venisse. Se poi mi fanno una remastered modernizzata, cut. Onesto. Allora, Onesto. Però, io non riesco devo a fare. trovare questa. Vabbè, esploriamo un attimino intorno, poi me le vengo a recuperare al limite. Mi preparo meglio la prossima volta. Tanto comunque iniziare la scena nuova non ce la facciamo. Salve signore. La torcia pure. Che cazzo di In realtà torcia? l'ultimo pezzo riusciamo a vederlo. Allora, qualcosina riusciamo a vederla forse. Poi mi controllo tutte le casse e tutto. Ce ne andiamo a prendere la prossima volta. Graffio. Almeno lasciamo anche Christian con ciò che accade. Oh, è successo qualcosa qui, Christian? C'è del bordello. C'è del bordello qui. Ricordiamoci Anyone sempre here? che Io Zora I'm here. è un personaggio di Toy Story. Agent Diciamo che anche questo dettaglio. Is that you, Oh. Anderson? Ecco qua. Didn't I tell you to fuck off? Looks like it's a good thing I didn't. Looks like. Mamma My leg's busted, so I'm gonna need your help. ho sbagliato un mese. Listen, there is a person out there with you invaded by something that we call the Ah, Shadow, and if you You're don't... taken. I giochi che ho citato I'll sono handle tutti it. molto belli, ma se dovessi scegliere prendo l'arrampicata sulla scala, non so se l'hai mai visto o sentito. Io Metal Gear li ho fatti il 3, sono arrivati allo scontro con The Boss, non sono mai riuscito a batterlo, poi dovetti partire e il gioco è rimasto lì. Però visto che esce il remake ad agosto, appena c'è la possibilità... È quello là, Delta, sì. È il Sì. 3, Metal Gear Solid 3 sarebbe. Sì, quello è Ah, il ok, no, remake no, del io terzo. non lo sai, non so niente. Diciamo il terzo, però tu che non li hai mai fatti, potresti iniziare da quello perché è il primo, mettiamola così. Allora, se tu lo volevi fare, No, io lo prendo per Ok. farmelo appena Io possibile e te lo faccio vedere. guardo, tranquillamente. se non mi piace te lo dirò molto No, chiaramente. no, tranquillo, ma tu hai sempre detto che non ti piacciono i Metal Gear. Non è il mio genere. Ma secondo me è favoloso. Vedremo, vedremo.
Ideo. Tanto sempre a proposito dello sproposito. Ma che Ehi, ne ha fatto? Col palo indietro. ehi, calmo, cucciolo, calmo. Ammazza un po' dentro. Non abbiamo lasciato annegare nostra figlia. Falso. Fake. Oggi è 18, tra esattamente 8 giorni. Si inizia a camminare. Sì, Death Stranding 2 e via. Allora, come contento, Esce anche Persona 5 Phantom X. Cioè, nella stessa giornata, manco farlo apposta, mi esce Death Stranding 2 e Persona 5 Phantom X la Global. C'hai un trozzo Io il totale, 26 sto a posto, sto tranquillo. La tauromachia. All clear, Estevez. Non ne ho idea, onestamente, non That conoscendo, non leg so. doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. Prego. We should talk. Io vorrei al giorno d'oggi tutte le What persone happened here? su Final Fantasy VII, il classico, no, il remake. L'originale proprio, sì. Vai a trovare l'ultima We came to check weapon out in a fondo system al mare, below Cauldron scopri Lake, che c'è il but it's timer worse per le than we battaglie can sotto handle. marine, ma se tu fai Real 78 cose puoi police, sbloccare la my own materia per agents, respirare were invaded before sott'acqua we e could even poi react. riesci a fare il fight. Bello! Vorrei Have you vedere found oggi my un paio di partner, persone Agent come si Casey? comporterebbero. Yeah, we found him. Out in Oggi the è tutto più woods. facile a trovare sta He had roba a con close encounter with l'internet, the con l'IA shadow. pure, mo. It did Ah, something voglio to fa. him. Is he okay? He's alive. Però adesso mo si We è più took him down to the fortunato, morgue perché for an all'epoca quando examination. giocai io Haven't heard Final anything Fantasy since the VII attack. non avevo ancora internet. E a chi cazzo ti ho mandato? No, è ovvio. È ovvio. What did the Mi FBC ricordo come ancora here il to primo do? momento uscito Great nella Falls world is the site map. of a Wow, recurring posso andare ultra-world ovunque. event. 5 passi The shadow is serpentone stronger sotto than la we sabbia. No, expected. di qua non posso andare. We're low on resources. Problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. Allora io ho una gravissima pecca. Non per Where is colpa Wake? tua, però No, purtroppo. no, I know per what's going on colpa here. mia. Questo è per colpa Wake tua. Sono can fix stato this. fautore del Alan mio Wake is the infausto destino. para-utilitarian. The Sempre. word's a Grande mouthful, so you know Fausto. it's serious. Allora, facciamo We have finire him la locked up in the cutscene holding qui. cells per protocol. He's connected to the shadow in some way. Dobbiamo raggiungere Alan. Estevez, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Si è cagato Until cazzo. the power's back on, the door to the holding cells Fai won't tornare la open. luce, There's dai. a fuse box downstairs in the basement. No, ce la facciamo. Here. Ce la facciamo. Ecco I'll qua, need these se non ci keys. dai la chiave, noi non possiamo entrare. Back into the Ecco qua. morgue, huh? Grazie. Fantastic. Allora, tu giochi Final Fantasy VII. 3 CD, bello. Proprio- che all'epoca i giochi lo so, 3 lo CD, quindi tu quando vedevi un gioco 3 CD dice questo dura proprio tanto e godevi in molti casi. Vai avanti, vai avanti. Quello! Ciao, Buon suono, bello! quello. Allora, lavorare e produrre, quindi non è che siamo streamer multi... si fa nel top, mo, lavorare e produrre. Ma c'ha i poteri, Saga. Ha lasciato la torcia sospesa a mezz'aria, ha aperto la porta e poi ha ripreso la torcia. Wow. Comunque, giocavo a Final Fantasy 3 CD. I read you. Fai il primo CD, lo completi. Have you fatto. had out frequency this entire Per il time? secondo CD, Eavesdropping is a fatto, big tutto a part of the posto. job. But no, Fai il I got terzo it from your CD. partner. Anderson, look Yuffie for a l'hai fuse to trovata da replace the sola. blown out Per one in trovare the fuse Yuffie dovevi box. trovarla in That uno should get the scontro a power going caso. again. Yeah. On it. Rispondere al fine del fight con delle risposte esatte e ti entrava in squadra. Altrimenti non la prendevi. Non la prendevi. Per tutto il gioco potevi non prenderla. Cazzo? Ah, non era necessaria, quindi, No, ok. potevi non prenderla. Ok. Vincent Valentine, dovevi arrivare alla villa Shirra. Questo che CD però? In che CD lo iniziavi a trovare? Per Luigi nel 2 si poteva sbloccare Vincent, giusto? All'anno All'anno sveglio secondo, sì. Sempre e comunque e dovunque. Sempre. Era poco dopo l'inizio del secondo, perché il secondo iniziava con il flashback, se non mi sbaglio. Oh, ma tu lo vedevi, ma che dovevi fare? Tu dovevi entrare nella villa, risolvere degli enigmi, fare delle cose, trovare un codice, aprivi la cassaforte. No, non so perché, aprivi la cassaforte e ti appariva una delle boss fight più difficili del gioco. Il mostro della cassaforte, sì, proprio così si chiama. Lo menavi, ti dava una chiave, tu scendevi nei sotterranei
aprivi una porta, trovavi Vincent nella bara, E quello l'ho visto anche io. gli parlavi 2 o 3 volte, che lui fa... fai no, non voglio venire, andate no, via. lasciami stare. Quando te ne stai per andare? Ehi. Ok, vengo in squadra con voi. Se Però non- queste erano le cose belle, lo zii. Ma Questa se era tu la non cosa lo facevi, sfiziosa, tu capisci? il gioco lo facevi senza vincere. Non era obbligatorio. Non essendo obbligatori di trama, ci sta che te li mettono così. Se dovevi fare tutti questi bordelli per andare avanti nel gioco, era una cazzimata. Arrivi verso la fine, verso la fine del 7, lo scontro con Ojo è poco prima dello scontro finale con Sephiroth, quindi mancava poco al gioco, cioè io vedevo la fine, a me mi era stato detto oh Sephiroth sta a fa proprio, basta, mo da morire, è finita. Vai da Ojo si incazza e ti mena. Io quella fight in tutti i modi non riuscivo a farla, no, proprio niente. Non ci faccio, non ce la faccio. Me peccatore, me tapino, immaginavo, ebbi la malsana idea di usare l'action replay per la PlayStation per passare quel fight. Sì, ho detto no, io devo finire Final Fantasy, mi devo togliere sto fight da mezzo, non l'avevo mai utilizzata. Hai fatto un bordello? Allora ero arrivato ad una situazione dove entravo in tutti i fight, il gioco andava, però qualunque fight entravo, me lo ricordo ancora adesso, in alto, Battle System Error, press L2, R1, L2, L1, R1, R2, for win the battle. Io premevo i 4 pulsanti e vincevo qualunque Ti aveva battaglia. tolto tutto il gioco. Io ho tolto il terzo CD, cancellato il salvataggio e non l'ho, ho pianto proprio lacrime amare, non l'ho mai più rifatto, mai. Vabbè, gli albori degli action replay, sì. E l'action replay non mi ha più visto in nessun modo. Giustamente agli inizi non ti potevano fare una meccanica di cheat troppo articolata che no, il problema è che i codici ci sono, vinci. tu li hai mai usati sul DS l'ho usato io, quindi il master code, tutte cose non le sapevo e giustamente poldo. DS era più facile, devo dire la verità. Una volta ciao, ma è più no, vabbè, ma Team Shark poi c'era all'inizio per sì. il DS, cioè per i Game Boy. Poi è diventato un bel po' più facile. Mo sì, modi direttamente del 3D, veramente si scherza. Modi direttamente del 3DS col sito di modding. Ma guarda, io l'ho sempre detto da solo, dai. Stato divertente. Da un lato la pirateria, io quando ero più piccolo qualcosina ho fatto perché alcuni titoli non arrivavano qui in Italia ufficialmente, però poi mi sono fatto un bel elenco negli anni, tutte le cose che ho giocato da piccolo, soprattutto quando sono stato in Giappone. Io alcuni titoli primi che ho giocato me li sono comprati originali. Ho pagato il mio peccato, mettiamola così. Ci sarebbe da dire a Nintendo, perché non hai permesso di base di customizzare la console un pochino di più? Cambiare un po' le iconcine, cambiare le cose. Devo usare gli emulatori, è un casino, capisci? Non si fa. Nintendona. Allora, il codice di questa poi me lo prendo la prossima volta, tanto mo facciamo solo la cutscene direttamente. Cristian, tu ci sei ancora? Sei vivo? Faccio proiettili. Ok, ehi, scontro a forro. Allora, stazione di polizia. Ricchi premi e cotillions. Quindi c'ho sta pecca che prima o poi dovrò risolvere in qualunque modo. Casey, is that È you? tornato Casey. Hold your fire. I'm Sono coming io. in. Sono io. Va, si è fatto il fortino. Va. Non male, una bella barricata. Hey Anderson. Ehi, Like bello. we're done with the place. Could use a bit more light. Funny. How are you holding up? Don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the
Situation on your end. Situazione è folle. What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. That thing, the dark presence, it's real too. I Molto saw real. it. Fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later. Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story, too. I'm fighting for them all now. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. In questo gioco serve invece. Here. I found a few Ok, ho trovato il fusibile, arriviamo. Dai, dai. I'll take care of Grazie. it. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Allora, il fusibile, tanto noi ci sciugliamo le cose, per quanto possibile, anche se non abbiamo un cazzo di spazio nell'inventario. Insomma, abbiamo un il sacco di risorse prendibile. qua. Prendiamo il prendibile, poi ci torniamo, che la prossima volta mi vedo dove sono gli zainetti, che io mi ricordo che a sto punto li avevo quasi tutti. Giustamente i giri che facevo per esigenze di live e altro non li stiamo facendo completamente, ci mettiamo la prossima volta, andiamo a colpo sicuro, mi preparo tipo Google Maps. Allora, Alex Casey si è fatto un po' male. Allora, Non ha fermato il tempo mentre sparava saltando. Che sì, È allora, caruso. che sì. Allora, vado io a mettere il fusibile, no? Tu stai bene? È a posto? È armato e pericoloso. Ok, a posto. Tu non lo sai, ma sai fare anche il saltino laterale bloccando il tempo. Non lo sai ancora, ma lo sai fare. Forse un certo remake. Good news, bad news. You Ora, can ma get to the cell adesso block now, but the shaded hostiles that were in there are on the qual è il loose. problema? Thanks for the heads up. Fosse la prima volta. Già abbiamo il fucile. Già stanno a casa. Lanciagli grande torcia. Non manco il flare, non so niente. Ma non è una cosa c'erano. Non c'avevo lo spazio. Non c'avevamo lo per spazio. portare. Shit. No. Non è servita come volevo. No. Allora, andiamo alla vecchia mania. Nella vecchia fattoria. Easy Simulator. Non so se nel... No, non credo. Ecco qua. Grazie per averci scelto. Now there's less monsters. Ok. More coming down. Ho sentito una voce. Porca boia. Ma c'è qualcuno che non si è È caricato. questa stava facendo. Oh no, questi qua, no, vai via. È un manicomio? No, è il sotterraneo di una stazione di polizia. No, lasciami stare. Signora, signora, è papà. Aspetta, una foto. Ah, gli ha fatto camera. Scusi signore, mi trovate di qua, Arrivederci, tante care cose. Allora, come sei rientrata in acqua? Esci. Suca. Non ha funzionato, Gianmarco, c'è stato un problema. Io credevo morissi. No, ma mi sconfigge lei, è morto. Spara Enzo. Sta ancora caricando. Spara bene. Spara ancora. No. Ma non muore? Se non muore, non C'ha muore. tutta questa vita. Perché? Puoi morire perché Zio, camera. no.
Ero nel Ma è corridoio. fortissima. È una rottura di coglioni, non indifferente. Mamma mia, come Allora. Mamma mia, bella però. Vediamo un attimo, Stay put, aspetta. Casey. Facciamo così. I'll let you know when it's safe. Casey, tu stai lì e non ti preoccupare. Allora. Facciamo un po' che spazi dall'inventario, oggi recuperiamo i flares. Troppo di metà. No, è che le coppole di minchia buttiamo. Buttati tu. Lancia, butta i vestiti, fai qualcosa. Ah, devo rimettere prima il fusibile, ok. No, pensavo Posso fosse fare un salvato già appunto? dopo. No, quello non puoi. Appuntato, prego, appunti. No, ho detto no. No, fallo appuntare, fallo appuntare. No. Quello appunta bene. Quello è un Lascia rompicoglioni pezzo di merda. Anche questo, però va bene. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Thanks for the heads up. In questo caso, sì. Perfetto. In questo caso ci sta. Sì, no, ma c'ha ragione. Ha fatto pure la punta, C'ha ragione. Così, l'anima. C'ha ragione. C'ha ragione. Sì, se vengono qua spari. Sai che non la so sta cosa? Lo proviamo. Non spara, Sì, non fai un cazzo però. Lo stronzo non spara. Parla che tanto non ti si sente. Ma come? Non si sente il microfono, è acceso però. Spengo di Sì, prova a fare segna di accendi per sicurezza. Puoi morire per piacere? Puoi morire. Basa? Che vuol dire sbasa quello? Ma perché parla? Basa sarà una parla lingua come Maranza, parla quello. austro-ungarica, non lo so, forse la studiata. C'ha pure il 55% ancora, perché non dire così? Forse il gioco che è troppo alto e non si sente. Magari non bilancia bene. Aspetta, quello, liberiamo di sta tarantella. No. Che ci? A bontà tua. Che sì. Che vanno male. No, ma comunque che pezzi di merda. Il quadro è posseduto. E giustamente si alzano le cose dove è lei. Stai zitta. Vabbè. Niente, devo farne due. Con uno. Ma perché non mora? Perché c'è ancora un po'. No. Aspetta. C'aveva ancora un po' d'oscurità addosso. Ecco qua. A posto. Ok. Situation is under control, Estevez. Grazie mille. Coming back up. Copy. Gentilissimo come Avesse mamma da Casey. Allora. Quello, un piccolo appunto. In questo caso, suca tu. Sempre. Allora, noi carichiamo le frecce perché la situazione è brutta. Ecco qua, a posto. Va bene, Saga, un po' meno. Ha blurato tutto. C'è qualche altro cassetto di qua. No, però c'è questo qui sopra. Ma no. È uscito un Prozzol. Saga uguale 11? In che senso, Cristian? Mo? Oddio, Ma 11 dice di la Stranger Things? No, non l'ho visto. Ho visto 2 puntate, ma mi faceva cagare. Via. E tu quello dovresti... Sì, anche tu dovresti. No, noi quando c'è da prendere, prendiamo tranquillamente. Tu prendi. Io elargisco. Perché qua il gioco sta continuando a darci addosso nemici e quant'altro. Sì. Ah, è tornata la luce. Che cazzo vuol dire? Questo è buono. Anderson, Ha scritto quello, che vuol dire? Magari gliel'hanno spiegato oggi a scuola. Metti caso. Potrebbe essere. Gente, Signorina, vorrei entrare ma c'era un comodino davanti. got a little cramped in that comodo closet. per Is the FBC sending any help? We were the help. Well, buono. less than the last one. L'aiuto But we è still la have casa gear tua. logs specifically engineered to fight this threat. It's stored in the backlot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. Vai, andiamo. Vai. What's at the lake house?
Cosa It's c'è a alla Bureau Lake research House? facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. Sì. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the Shadow. Lost a lot of agents. Noi abbiamo provato a citofonare, ci hanno detto Really tutto got a out posto, myself. andate via. Lei invece sta raccontando un'altra What's going versione. on? I had a hell of a time avoiding those taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the Cult of the Tree. Don't let your guard down. Wish me luck. According to the Luck and Probability Department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Vabbè. Poi Stevez, però mamma mia, cioè, non veni, fatelo tu, non veni, torna a casa tua. Allora, Christian, o caro dolce fanciullo, ti diciamo tranquillamente che noi la Lake House la visitiamo, ma Sì. non come credi. No. So che uno di voi ruba la carta igienica. Tengo d'occhio le scorte e ogni giorno sparisce un intero rotolo. Qui non si tollerano furti, una stazione di polizia sarebbe il mio. È un ufficio dello sceriffo per la miseria. Un giorno o l'altro ti prenderò con le mani nel sacco e puoi stare certo che ti sbatterò fuori. Dovresti vergognarti. Proprio un rotolo di carta igienica mi sembra stiamo un po' esagerando, però vabbè. Quindi mentre la presenza oscura serpeggiava nella valle, qualcuno soffotteva i rotoli di carta igienica. Giusto perché ci piace soffrire, sì, quello ovvio, non ci facciamo mancare niente. Dobbiamo fare la Lake House. Fucking FBI, FBC, you government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything. Get rid of him, Saga. You fucking shut me. Typical government stooge. Eccola. Let me out so I can kill him, that fucker! You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea. Let us out. You can't stop it. None of you can. We can take care of this. Loro sanno qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo noi. Non so, sabato hanno cominciato a parlare un'altra volta portoghese. Sensazionale sabato Brasil e tropical sabato Brasil. C'è una pagina di manoscritto? Cioè, io cosa devo dire a queste cose? Poi arriva quello, tenemos all'ufficio dello sceriffo. Agent Young held his clipboard up to the light. The equipment was all accounted for. He ticked the boxes, satisfied. A noise on the other side of the back lot made him pause. He peered into the darkness. Nothing. Shrugging, he signed and dated the form. Estevez wanted everything ready, just in case. Young appreciated a cautious leader. Estevez had held it together even after the oldest house had gone dark. Young began to head inside. The local sheriff's station was a tight fit, but at least they had a coffee machine. Young felt optimistic. They even had the para-utilitarian in custody already. Another clatter behind him. Closer this time. He turned, hand on his holster. He called out to the darkness. This station has been seized by the Federal Bureau of Control. You're not authorized to be here. Suddenly, the lights flickered, went off. Young couldn't see a thing. Then from inside the station, the screams began. C'è stato proprio l'assalto di qualcosa. Qualcosa che ha fatto molti danni. Quello, ma giustamente, col fatto che gli chiedemmo l'età a quello, se l'89 era del suo numero, fa quello, Christian, 1009. Ma lei ha 1009 anni o il numero con significato? Che mo si deve, non vuole sentirsi il più giù. Mi dispiace quello, Christian è più grande di te. Sei il nostro pupo. Adesso torna a scuola. Allora. Signor Wake, lei ci deve rispondere un attimo ad alcune domande. Dobbiamo parlare. You wrote Logan into the story. Cioè, Christian deve avere delle You told risposte. me yourself. From the dark place. Listen, Scratch is coming. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker.
Alan, quindi I tu have the stai lì clicker. che risolve sta You situazione will perché fix siamo... this. Guarda che scende, stai You will attenti, save my quello daughter. piglia patente e poi parla. Promise me. Yes, I promise. Dai, But we're out of time. Vai, Hurry! Alan. Teniamo questo cavo on the floor. Don't fucking give it to him! He's a Perkele. monster saga! There it is. Eccoci We've qua. been waiting for you, motherfucker. I'm gonna fucking destroy you. E Jacopo ci saluta. Christian. Oh Christian. Avevi fatto domanda? Oh Christian. Ha avuto risposta. Christian, c'è un singolo problema. La persona che abbiamo salvato all'inizio del gioco non era Alan, Non me era ne Graffio. È stato Graffio Scratch. tutto il tempo. He was pretending to be wake. Eh The già. plan is fucked. E il fratello Estevez, come non in. c'è più. Nel Scratch film is che here. avevamo visto How do I stop Stefano, him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the lighter range should Cose, affect cambia How do I il activate the metodo. I can turn them on from La Ma here. il storia succo torna You need to sempre prime the lì, 3 power purtroppo. sources. è quello. No, no signor Però Graffio. Bianco no, non ci signor ha Graffio. lasciato, ci ha lasciato il cappotto. Che comunque male Un non è. cappotto, no? No. Dio. No, allora è un Questa è pochettino tosta, complicato, questa sì, era che dobbiamo attivare i fastidiosa. generatori, non lo possiamo uccidere. Sono munizioni sprecate. Fermi, il signor Wake. Vabbè, il grande Wake, cosa? I need more time. Signor Scratch Wake, si fermi. Non attivare queste tre cose e attivare le leve qui. Vacca di Non merda. voglio consumare. Così ti ha fatto body shield. Perché? Ti ha chiamato vacca di merda. Capita Ah. se c'è la presenza Sì, di però le ha rotto il cazzo. No, allora ti There devo must be a attaccare way per to slow forza. him down. Non riesco a- Dobbiamo prima stordirlo un po'. No, il problema è che lui si fa niente. Lui è. Hai di vedere le tette. Devo dire. Vedi, non assorbe manco la luce. Esatto, Christian, Jacopo muore sia nel corpo che qui. Quindi sia in quel punto del loop, sia in questo. La cosa deve succedere in un modo o nell'altro. Troppo sì. Got one. Uno. Two more to go. Sì, questo è No, graffio, no, quello, no. questo qui che ci sta dando è graffio, No, che assomiglia ad Alan Wake, che È assomiglia la sua a parte Thomas oscura. Wayne. Hai detto bene, Christian, è un evento canonico. Sì, sì. Ci sono dei punti in tutta la storia che devono obbligatoriamente ripetersi, anche in modo diverso. Però il senso di quello che accade deve essere esattamente quello. E quindi la domanda arriva, noi come cazzo usciamo da sta tarantella? Allora, adesso iniziamo a capire in che casino siamo. Vai, Attiva generatore pazzo in Another culo! core activated. Only one left. Doing Fammi great. il trigger. No, Posso fare il terzo senza sprecare colpi. No, lui si teletrasporta. No, ehi, no, niente Twitter attenti. Andiamo in Twitter attenti, niente. poi ogni volta che si butta per l'aria fare prima che avanti una mazzata dietro al cranio, vero? Acciù e corre in avanti, bellissimo, è fortissimo. Ora dietro? Sì, sì. Fermi? No. Vai. Adesso. Attivalo. Vattene via. Mr. Scratch. La sta bellissimo. Ci ha preso in giro dal primissimo momento, Christian. Non è mai stato Alan, mai. Scratcher's here. He'll be back. What the fuck do we do now? Questo è un problema. Quindi quando noi dicevamo ma perché stiamo parlando con Alan nel mondo oscuro, però Alan sta Per fuori? questo te lo stavo facendo capire tante volte. Com'è possibile? Abbiamo capito il senso del tempo di come scorre nella zona oscura. Com'era possibile questa cosa? Facile. Le cose, molte volte, la risposta è più semplice. È Non ovvia. era Alan Wake. Non era Alan Wake. Allora, Christian,
Guarda, col senno di poi, che tra il tempo e cose varie noi siamo arrivati qui e finiamo adesso la live. Questo è il meme definitivo. Questo è il meme definitivo. Allora, Christian, ti spiego quello che succederà adesso. Noi mettiamo tutti i fascicoli che abbiamo sulla nostra lavagna, sul tabellone del caso, ci mettiamo tutto. Dopo aver messo tutto in modo sistemato, sì, ma tanto ci sta compilando quelli che non abbiamo messo prima. Vai, vai. Perfetto, ok. Una volta messi tutti questi, ne parliamo un po' con tutti e due. Sì. Ci sarà la domanda di rito. Oh, ragazzi, allora, noi dobbiamo fare questo. Andiamo per il finale? Tu dovresti premere X, dialogo, cutscene, parte finale del gioco. Sì. Dovresti. Il bug che ho avuto io e tante altre persone era che non combaciava qualcosa con il tabellone del caso e non partiva la sequenza finale di gioco. Per un mese, Christian, sono stato qui a toccare tutto, a premere tutto, a fare ogni singola cosa in tutta la mappa sperando che si aggiornasse. Il nostro messaggio di rito era: lo zii, è uscito qualcosa? No, Tutti Gianmarco. i giorni non ho mai controllato uscita di patch e quant'altro come quel mese, mesetto e mezzo. O già mai uscita la patch? Stasera giochiamo? Sì, Gianmarco, veni. Eravamo qua, niente. Disperati, stavamo 2-3 ore a girare in giro per la mappa, Cercando che eravamo convinti, ok, magari abbiamo dimenticato un fascicolo, prendiamo quello, si sblocca il gioco. No, ce li avevamo quasi tutti. Quindi noi ci fermiamo qui adesso, molto divertente sta cosa. Mamma mia, che brutta cosa. E andiamo verso la parte finale. Noi vi diamo la buonanotte, però la fine non è mai la fine. Mai. Mettiamola così. Mai. Ragazzi, buonanotte a tutti, buonanotte a quello, buonanotte Christian, buonanotte per Luigi. Ragazzuoli belli, a domani. È presto per dormire. No, quello è No, giusto per quello dormire. è che mi devo alzare alle 6 domani mattina per delle cose E io di dovevo lavoro. tornare al lavoro. Lui deve andare al lavoro, però nei prossimi giorni C'è da fare. siamo già in debito di 4 live. Ieri, se vi possiamo dare un consiglio, se ne siamo usciti un po', ci siamo andati a vedere Karate Kid. Andate al cinema, ci siamo visti. Ragazzi, Si fa. Ah, dice Christian, sigla Merita. finale. c'è prima quella. Ci abbiamo tutto, È tutto, ci abbiamo tutto. Si può vedere comunque, quello è bellino. Molto Vedetevelo bellino. perché merita. Si poteva fare qualcosina in più, però di base ci siamo spesi i soldi del biglietto, siamo presi qualcosina vicino, siamo usciti sorridendo. Quindi è quello che dovrebbe fare un film. Ragazzi, mettiamo prima la sua sigla e poi il finale. 3, 2, 1. Järveks luulin merta kerran, runon lausui hän. Mysteerin sen syövereissä vietti elämän. Alla synkän valtameren varjois vaeltaa. Etsi tietä valon luokse armaan ainiaan. Yksin sankar yön syvemmälle matkaa pois. Se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tää narri lyödään maahan aina vaan hetki kuos lepo suodaan jo takas kutsutaan. Järveks luulin merta kerran.
Quello, sono la voce della tua coscienza. Vai a dormire. Hello darkness, my old friend. Buonanotte a tutti. No, bravo quello.